Ciao amici e benvenuti al 76esimo episodio della nostra partita. Ho fatto alcune modifiche alla musica ulteriori, aggiungendo alcuni nuovi brani. Ho mantenuto anche il nostro inno, anche se c'è una possibilità abbastanza bassa che venga eseguito intorno al 2% in entrambe le sue versioni, quindi probabilmente non lo incontrerete spesso, ma ho deciso di mantenerlo naturalmente come brano immancabile nel nostro repertorio musicale. Però ho avuto, ragazzi, un'idea che forse, insomma, molti si aspettavano da un po' di tempo. Cioè, ho pensato che forse sia giunto il momento di conquistare Genova e le isole italiane e magari anche di vassalizzare Algeri. Dato che la nostra sovraestensione ormai è ridotta al minimo, purtroppo abbiamo un po' di esaurimenti di guerra, ma questo non ci si può far molto. Penso che appena avremo un diplomatico è il caso di fare qualche dichiarazione di guerra. Allora, io manderei anche questo esercito in Italia, mentre quest'altro esercito credo sia bene mandarlo in Africa. Allora, purtroppo siamo un po' a corto di cavalleria, ma ne sto reclutando un poco. C'è una ribellione. Ragazzi, avete scelto il posto sbagliato in cui ribellarvi perché... Allora, tu hai un leader. Allora, dove sono i nostri leader? E qui ne abbiamo bisogno, ci sono le solite ribellioni. Qui vediamo un po' che strada riusciamo a fare. Questa provincia sta cadendo di nuovo. Maledizione. Vabbè, vediamo cosa succede qui e in caso. Questa ci serve per esplorare. Ok, abbiamo ingaggiato il nemico in Messico. Purtroppo essere in montagna non aiuta in questi casi, però insomma i nazionalisti aztechi non crediamo abbiano la tecnologia necessaria per essere così problematici. Allora, abbiamo fatto delle scoperte. Io direi però... Ok, non possiamo per qualche ragione procedere con le esplorazioni, quindi l'unica cosa mi chiedevo chi fossero questi qua. Vabbè, non abbiamo ancora avuto alcun contatto con loro. Il diplomatico è arrivato. Ok, abbiamo anche vinto l'assedio. Wow, ragazzi, vi abbiamo battuti un po' rapidamente. E il diplomatico è arrivato e con questo diplomatico io punterei subito ad annettermi questo territorio che penso che entrerà a far parte di Nuova Venezia. Però qualsiasi cosa succeda non mi importa, devo annetterlo perché la guerra deve finire. No. Dato che non hanno soldi tra l'altro, quindi non posso chiedere nient'altro. Abbiamo un po' i soldi invece noi. Allora, qui naturalmente non si offenderà nessuno se non i poveri nativi americani. Allora, mandiamogli pure la richiesta. Ok, vediamo cosa succede. Nuova Venezia. Avrei un po' di cose da gestire. Nuova Venezia, lo sappiamo. Però ti tocca. Allora, direi di mandare anche qualche altro uomo e poi dichiarare guerra quindi all'Algeria, che non ha alleati, appunto. Naturalmente, come casus belli, sappiamo cosa scegliere. Possiamo anche chiamare in causa la Francia, credo che sia più che mai opportuno, in modo da tenerla occupata. Questi qua hanno
Sta riuscendo a perdere una... Come fate a perdere? Vabbè, l'Ansa non se la cava benissimo, insomma. Sì. Allora, dichiariamo pure subito la guerra. Allora, quindi... Non ci sono state rivolte questa volta. Ottimo. Non credo che potremo assegnare generali. No. Vabbè che questo non è forse così necessario. Ma del resto... Qui siamo in montagna però. Ok, assegniamo il generale. Abbiamo attaccato per sbaglio una flotta insignificante. Ok. Qui vinciamo senza troppi problemi. Abbiamo perso un capitano. Io direi che, dato che siamo abbastanza ricchi, possiamo anche permetterci qualcuno un po' più costoso. E a sto punto potremmo anche continuare con la costruzione di qualche utile edificio. Qui di chiese ne abbiamo costruite un po' dappertutto, però possiamo costruirle sempre lungo la costa, che non fa certo male. Va bene. Però queste costano anche punti. Forse ci conviene puntare su edifici più costosi. Queste cosa... Allora. Probabilmente i più costosi che possiamo costruire sono i canali, road network, le strade, che non abbiamo costruito ancora in nessun luogo. Aumenta il potere di commercio. Io preferisco però il valore di commercio, quindi i canali sono sicuramente un'ottima idea. Il valore di commercio... In realtà qui non sembrava dover dare grossi benefici. Magari costruiamoli in Italia, dove sembra che ci siano i massimi benefici. Ma sì. A sto punto direi di costruirlo un po' dappertutto. Allora. E può bastare anche perché abbiamo finito i soldi. Ok. Allora, quindi abbiamo dichiarato guerra. Io direi di chiedere anche l'intervento francese. Grazie ragazzi. Voi andate all'Akvat e arrivate il 19, noi arriviamo molto prima. Va bene. Vi mando subito questa richiesta. Abbiamo vinto. Anche qua. Probabilmente non ci serviranno ulteriori rinforzi a questo esercito. Wow. Il nostro grandissimo advisor, o anche meglio detto consigliere, Lodovico Maria Borromeo, grazie alla sua perizia, insomma, è riuscito a concederci grandi miglioramenti nella riduzione dell'inflazione. E quindi aumentiamo pure di 1 la stabilità. La zecca funziona in massima efficienza e la coniazione delle monete, del denaro, non è mai stata così pura. Lodovico Maria Borromeo è un uomo responsabile. Va bene. A sto punto io quasi quasi considero, wow, abbiamo anche un costo così ridotto per ridurre la stabilità, quindi l'aumentiamo per aumentarla, sì. Anche grazie al commercio di vino. Ottimo. E l'aumentiamo di nuovo. Ok. In questo modo possiamo addirittura passare a una nuova decisione. Wow, ottimo.
Stabilire le scuole della domenica, cioè il catechismo, credo. E quindi fornire un'educazione in materia religiosa e morale per i ragazzi poveri, stabilendo le scuole domenicali. Questo aumenta la potenza, l'efficacia dei nostri missionari e naturalmente è una decisione che avanziamo. Quindi potremmo convertire più facilmente le province di fede musulmana o di altre religioni. Allora, possiamo... Allora, quanti... Vediamo com'è. Ok, qui il bonus è massimo. E io direi anche di staccare... No, non solo due navi. No, le ho staccate pure alla flotta sbagliata. Vediamo se la flotta caraibica non ha cambiato nome magari per sbaglio. Ah no, ok. Stranamente. Ok, forse... naturalmente non poteva andare tutto bene. Anche giusto. C'è stata una ribellione all'ultimo minuto. Cosa ho combinato? Allora. Quindi stiamo combattendo contro una forza doppia rispetto a quella prevista, però a quanto pare si sta risolvendo tutto al meglio. Questi chi sono? I Blackfoot che sono stati sconfitti. E ok. Qui anche qui abbiamo un sacco di ribellioni, naturalmente. Allora, qui abbiamo finalmente pure qualche reggimento di cavalleria. Allora, l'Austria e lo Stato della Chiesa si vogliono molto bene. Allora, voi venitemi pure qua. Ancora una rivolta qua. Però ormai abbiamo quasi finito la conversione, dai. Ok, abbiamo finito una nuova colonia. Ma non abbiamo missionari. Che missionari? Colonizzatori disponibili. Questo non è ancora arrivato. Allora, cosa possiamo far fare ai nostri diplomatici? Uno potrebbe senz'altro ricreare le pretese su Monastir. Ok, qui non credo ci sia nessun problema. Qui la flotta nemica è già stata battuta. Qui abbiamo vinto, ma che vittoria. Vabbè. Una vittoria costata molto cara, evidentemente. Come anche questa. Dato che qui non c'è fretta, forse potrebbe aver senso. Se no, dov'è il nostro altro generale? No, il nostro altro generale serve. Io direi di togliere un attimo il generale da qui e mandarlo. È bellissimo poter mandare un generale in pochi secondi da una parte all'altra del mondo. Qui siamo al 97% e procediamo con grande rapidità. Ciao ragazzi. Ah, non vo' distrutto sul colpo. Intanto questi si vogliono espandere contro gli indiani praticamente. Penso, eh. Contro chi avete dichiarato guerra? No. Contro Aiutta. Come si chiama quello stato lì? Voi siete... No, non siete... Siete indipendenti. No. Con chi siete in guerra? Con la Y.
Eh, qua. Mm. La Russia, eh? Che cacchio di guerra è questa? Ha scelto le idee coloniali? Che cosa ha fatto? Offense. Insomma, molto strana questa mossa della Russia che evidentemente vuole diventare una potenza globale. Taungu e Tsu. Taungu, Tsu. Molto strano, sì. Si è già espansa fino a qua. È giusto, direi che è una buona idea. Purtroppo, allora, ci servirebbe un esploratore sostanzialmente. Già, vabbè. Non si capisce davvero questa cosa. Comunque, produciamo grano, l'esserna. Ma noi siamo sempre sfortunati. Noi finiamo per produrre grano. I nostri alleati trovano sempre oro, avorio. E grano in genere. Allora, conversione. Ecco, finalmente abbiamo convertito. Gli amici qua sono più imperterriti che mai, però non esistono più. Siete morti. Allora, naturalmente i tempi di conversione si sono ridotti e procediamo molto più rapidi del previsto. Allora, non ricordo che idee, abbiamo le idee religiose? Sì. Beh, questo ci dovrebbe aiutare naturalmente. Questo hanno vinto un assedio. Ah no, abbiamo vinto noi l'assedio. Mm, questa è una buona notizia allora. Allora, io direi che a questo punto potremmo anche andare all'attacco. Questi sono totemisti, non saranno armati con, insomma, cannoni e armi molto moderne, teoricamente. Infatti, come volevasi dimostrare, non è servito nessun generale. Allora, io direi che allora potete venire voi qua e anche qua. Ah sì, bisogna fare il giro lungo. Zapotec. Non avete speranza. Ok. Però nonostante la crociata la nostra manodopera continua a calare. Mamma. Un diplomatico libero. Allora, come va qua? Allora, io direi di staccare una nave e di andare qua per sbarcare un po' di cannoni. Ok. Ok, allora, qui abbiamo un diplomatico. Facciamo l'ultimo claim. Quanti claim abbiamo? Ne abbiamo fatti forse troppi. Dovremmo iniziare a conquistare. Potremmo iniziare ad attaccare i genovesi, magari. Allora, non si può dividere a metà, a quanto pare finché... Allora, non abbiamo sovraestensione, quindi è il momento adeguato se non hanno alleati troppo. Svizzera, carissima Svizzera, allora, magari non abbiamo pretese sulla Svizzera. Magari una pretesina sulla Svizzera prima di dichiarare guerra a Genova la farei. Il Commonwealth tutto sommato. Ci sono delle alleanze che non mi piacciono, vabbè. Comunque il Commonwealth non sembra così pericoloso. Ok.
Oh mamma. Allora, iniziamo a creare qualche pretesa. Qui abbiamo troppi cavalieri. Dobbiamo insomma un po' riordinare le nostre armate. No, facciamo così. Non abbiamo mai un obiettivo, ma il fatto che questi obiettivi sono un po' difficili da raggiungere, non vorrei che qui ci sia qualche portoghese, ma non credo. No, sono questi. Aiutaia. Aiutaia. Aum. Allora, vediamo un po'. Potremmo anche espanderci qui presto. Io direi, dato che abbiamo già creato le pretese, che è anche conveniente fare questo prima di espanderci ulteriormente in altre zone. Poveretti. Grazie per risolvere le mie ribellioni, ragazzi, ma vogliono un rimpiazzo. Allora, vediamo un po' come va qua. Ok, c'è una nuova colonia che si sostiene da sola. Io direi questi lasciarli un attimo ancora qua. I genovesi ci hanno scoperti. Aie, forse è il momento allora di dichiarare guerra. Prima che si inseriscano nella coalizione. Però non abbiamo diplomatici, quindi devono non inserirsi e basta. Allora, qui abbiamo finito. Allora io direi che è il caso di dividere questi e vedere di mandare un colono. Potremmo anche già arrivare qua noi. Questa è una buona notizia. Allora il prossimo obiettivo sarà appunto quello di metterci nell'isola delle spezie, magari. Mm. Sì, però ci servirebbe un qualche esercito. Già. Non abbiamo neanche esploratori. Dovremmo fare un giro un po' lungo. Se dico alla nave, ecco, di andarmi qua, che giro mi fa esatto? Non avendo porti può essere un po' difficoltosa sta missione. Non saprei. Io direi di iniziare a far questa, che così chiudiamo finalmente la costa dell'Africa all'accesso di qualsiasi altra popolazione. Poi dovremmo anche attaccare i portoghesi, ne abbiamo di cose da fare. No! Lo sapevo che sarebbe andato male qualcosa. Si sta creando una situazione. Genova, Savoia. Ragazzi, state buoni. No, eh. Beh, potremmo dare la precedenza allora al Portogallo, maledizione. Di certo non ci preoccupano i suoi alleati. Ha una missione molto negativa perché se lo facesse. No, infatti, forse è meglio attaccare prima il Portogallo allora. Genova dovrei attendere. Ci dispiace darti questa delusione. Allora, io mi sono dimenticato di questi.
Shan dichiarato guerra al Ah, bravi, fate un po' anche da voi qualcosa perché non posso sempre provvedere io. Questi non scherzano in realtà. Sono pericolosi perché hanno un leader molto potente. Ok, abbiamo fabbricato le pretese su Azov. Ah, ok, anche questa colonia è completata. Mm. A questo punto, eccoli. A questo punto allora converrebbe davvero arrivare nelle isole delle spezie. Ma proviamo, dai. Proviamo a fare la follia. Quale potrebbe essere l'isola? Ma io direi questa. U7000. Mm. Beh, sono nativi. Ah, troppo lontana? Scusate, eh. Ma non avevamo visto prima... Ah. Ah, non abbiamo coloni, ecco che cos'è il problema. Perché abbiamo... Quante colonie abbiamo? Ne abbiamo due, però altri due coloni sono in viaggio. No, uno in viaggio, ok. Poi una colonia è questa e l'ultima non si sa dov'è. Qua. Vabbè, io direi che potremmo anche richiamare questo. Ok. E mandarlo qua. Ci vogliono 500 giorni. Un bel po' di tempo. Più di un anno per mandarlo qua. È un po' fuori dalle portate delle... Allora, e dovremmo dichiarare guerra al Portogallo, secondo quello che dicevamo. Abbiamo già tutte le pretese necessarie. Non le abbiamo su questi stati. Little Karoo, Great Karoo. Allora, è uno dei nostri rivali il Portogallo? No. Lo potremmo selezionare dopo dopo aver conquistato l'Algeria, il che non credo ci voglia molto tempo, quindi lo faremo. Ragazzi, vi è andata male la guerra. Però la Sassonia Ah, è grande la Sassonia, eh? Ecco perché era così potente. Miglioriamo un po' le relazioni anche con... Non so perché, con loro, tanto per non averle negative. Se ci vogliono bene non è male. Non abbiamo da lamentarci. Tunisi. Vabbè, Tunisi non importa. Naturalmente qui ci dovevano essere altre ribellioni, vabbè. Ehm, abbiamo un missionario allora e lo mandiamo in Marocco. Ah, e qui potevamo magari già prima provvederci generale. Abbiamo bisogno di 11.000 uomini. Allora, qui noi riusciamo a controllare 4 cardinali aumentando persino nel tempo. La Francia è uscita un po' dalla curia. Possiamo, penso, controllarli tutti e 5. Ragazzi, non avete possibilità, ormai la curia è nostra. Eh? Proprio. La Spagna. Portogallo. Nessuna speranza, insomma. Non vi vogliamo lasciare speranza. Allora, questi volete una pace. Concedere la sconfitta? No, non se ne parla. Allora, io direi di dichiarare guerra al Portogallo e di conquistare un po' di roba.
Allora, qui come procede? Ah, purtroppo il Portogallo ha avuto un erede. Esattamente. Però l'ANSA, cavoli, non avete trasformato il vostro re in generale a 60 anni, non è che state perdendo la guerra, non muore sto re, no. Non abbiamo fortuna, ragazzi, non c'è niente da fare, non siamo fortunati. Allora, vediamo se qui siamo più fortunati, non perdere troppi uomini perché... Ok, andiamocene qua. Izmir. Insomma, fare troppe pretese non è che sia una buona idea, a quanto pare. Vabbè, può andare bene qua, perché è un luogo facile da raggiungere con le navi. Il nostro rischio di rivolta è un po' alto. Però la stabilità lo deve aver diminuito. Questi non credo ci possano dare molto, quindi immagino che dovremmo annetterli, tranne questi, perché è un po' difficile annetterli province così lontane. Gian Gastone può magari... Ah, no, scherzavo. Allora, Gian Gastone, vai ad attaccarmi questo. Oh, finalmente qualche provincia cade. Invece questo magari potremmo usarlo per facilitare l'assedio di Algeri. Ok. Eccolo, e abbiamo appena tolto il leader. Una delle armate non indifferenti. 4.000 uomini persi. Qui si contano a migliaia le nostre perdite. Vediamo un po' se riusciamo... Ecco, abbiamo preso Algeri. Direi che è il momento giusto di richiamare questo alla Danimarca. L'Olanda è ricchissima invece. Idee navali ed esplorazione le ha. Vabbè. Danimarca, ok, intanto abbiamo qualche relazione positiva. Abbiamo perso la lealtà di un cardinale, ma ce la riprendiamo volentieri. Adesso di sicuro l'Algeria accetterà di essere vassalizzata. In pratica non voglio dichiarare più guerra a Genova perché il controllo passerebbe probabilmente all'Austria, se non al Commonwealth. Il Commonwealth porterebbe probabilmente la Svezia contro di noi, cosa che non voglio. Invece l'Austria porterebbe Brunswick, Bar, l'Inghilterra, troppe... Vabbè, non è che non possiamo farlo, eh. Però forse non è il momento giusto, dato che non abbiamo manodopera. Allora, qui abbiamo almeno un diplomatico. Allora, accettate di vassalizzarvi? Sì. Ottimo. Vi mando subito la proposta.
La generosa proposta di vassalizzazione. Allora, no, qui siamo un po' pochi forse, meglio aspettare che arrivino pure i rinforzi. No, non lo so. Dato che c'è questa occasione di mandare rinforzi, mandiamoli. Poi manderei magari qualcuno qua. Direi che l'obiettivo più semplice ora è il Portogallo. Dobbiamo però fare presto una guerra in modo da non perdere tempo, insomma. E direi che il Portogallo è, come dire, l'obiettivo ideale per una guerra. Ragazzi, potete anche sbrigarvi un poco. Allora, vediamo un po' prima di dimenticarci. Ui, ecco. Allora, vediamo di sbarcare rapidamente. Mio Dio. C'è qualcuno che è disposto a darmi i diritti d'accesso? Speriamo. Allora, il diplomatico è tornato. Allora, naturalmente adesso non abbiamo più il nostro come rivale l'Algeria, mettiamo il Portogallo e facciamo questo claim. Ok, abbiamo liberato un'altra provincia, anche se qualche difficoltà c'è sempre. Forse è meglio fermarci qua. La Tunisi. Ok, non è stato un problema. Abbiamo ancora un sacco di denari. Potremmo riprendere a migliorare le relazioni con loro. Dai. Gli ottomani si stanno occidentalizzando. Aie. Forse ci conviene allora attaccare anche loro. Dobbiamo attaccare troppa gente. Troppe persone insieme. Allora. Iniziamo ad attaccare qua. Intanto che arrivano i rinforzi. 10. Oh, abbiamo italianizzato l'Istria. Tra poco anche Gorizia possibilmente. Che abbiamo ingaggiato il nemico. Questa pace non ci interessa. Alla fine la Sassonia si è arresa, ha dovuto pure cedere una provincia alla Turingia, che ha diviso in due, tra l'altro, il suo territorio. Quindi sta vincendo un po' inaspettatamente, sembrava vincessero i nemici, invece sta andando bene adesso. Perché mi sono dimenticato ancora una volta? Allora, mio Dio, dove siamo? Siamo nell'oceano. Allora, voi non è che mi dareste l'accesso. No. Ok. Cosa stiamo perdendo? Galeone, Cog. Le Cog, vabbè, i galeoni preferivo non perderli. Vabbè, vediamo se riusciamo ad avere una rapidità.
Andiamo ad attaccare insieme. Ecco. Seguitemi. Finalmente stiamo... Penso che una volta convertiti tutti questi territori, il rischio di ribellione si abbasserà. Andiamo ad attaccare. Ok. Fabbricato le pretese sull'Ulster. Oh mamma. Ma quanti soldi volete, ragazzi? Una famiglia nobile richiede aiuto. Le famiglie più potenti nobili nello Stato spesso avevano una vasta ricchezza, ma non li fermava. Questo non bastava, insomma, come per i loro monarchi, non bastava per non farli entrare in problemi finanziari. Quindi potevano accumulare debiti che sfuggivano alla loro abilità di pagare. Quindi potevano venire da noi a richiederci aiuto. Allora, i monarchi spesso li aiutavano perché potevano essere correlati a loro per sangue o matrimonio. Sì, 50 di potere amministrativo non è poco, ma neanche quei ducati qua sono pochi. Cavoli. Cioè, 1400 ducati volete? Mamma mia. Ma se io, per curiosità, vado a spenderli, non si riduce la somma, vero? Allora, quando vi accorgerete che sono povero, magari abbasserete la richiesta. No, non lo so. Vediamo un po' per curiosità se c'è questa possibilità. No, perché io volevo spenderli per cose utili, non per i nobili. Maledizione. Esattamente. No, eh? No. 4 mesi. Mamma mia, il potere amministrativo spendiamo così tanto per avere quanto poi? 3. Secondo noi 3 vale 25. Hmm. Allora, 3 di potere amministrativo vale 25 ducati. Vediamo di convertire. Quindi sarebbe per noi sostanzialmente uno di potere vale quasi 7 ducati. Facciamo 50 per 7 viene 350. Già. E voi invece vorreste 1400. È un po' caro come prezzo, eh? Un po' caro. Caro, caro, caro. Cioè, no, beh, dobbiamo negare questo aiuto perché piuttosto ci converrebbe scegliere dei consiglieri più costosi, penso. Mamma mia. Vabbè che i consiglieri fanno anche altre cose, naturalmente, che sono incluse però 1400 ducati sono davvero troppi, a mio parere. Eh, mio Dio, questo evento è terribile, però che farci? Allora, qui siamo morti. Mm, che buona notizia. Neanche voi naturalmente ci dareste accesso ai porti, maledetti. Nessuno ci dà accesso ai porti. Forse dovevamo pensarci prima. Eccolo. Immagino che tra pochi giorni affonderemo miserabilmente. Ok.
tutta colpa nostra, naturalmente. Eccola. Abbiamo perso le navi. Allora, però... perlomeno abbiamo sbarcato gli uomini, potremmo dire. Non ci manca denaro per ricostruirle le navi, magari anche adesso siamo più evoluti, non credo, a dire il vero. Galeoni li facciamo sempre, però almeno le COG possiamo rimpiazzarle con navi più evolute. Sto cercando di arrampicarmi per perdonare questo errore. Allora, voi andatemi a scoprire questa regione. Ma sì. Allora, invece, naturalmente questa flotta non permane che... ah no, i galeoni sono salvi, ma non gli do... no, arrivano solo il 2, quindi questa è perduta. La Danimarca si è dichiarata sconfitta da questa. Il re invece non muore mai. Allora, abbiamo fabbricato queste pretese. È il momento di dichiarare guerra al Portogallo, teoricamente. Allora, io direi di fare di nuovo una flotta, purtroppo. Allora, unità navali, dove siete? Eccole. Potrebbe essere costituita da... ne abbiamo fatte, ecco, 7, ok. E poi 3 galeoni che non abbiamo i soldi per costruire. Già. Allora, mandiamo in Russia a migliorare un po' di relazioni questo. E infine dichiariamo guerra al Portogallo, io direi. C'è stata un'annessione. Ok. Io qui non ho più seguito le vicende in Messico, ma sembra tutto a posto. E pian piano stanno, ok, integrando le province. Ok, però direi che è venuto l'ora di chiudere questo lungo episodio. Alla prossima!